Ed eccoci amici, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con Al Lupo al Lupo, ricordiamo gli amici ogni lunedì sera in diretta su Ten, la vigilia dell'Immacolata, quindi gli auguri naturalmente a tutti voi. Noi abbiamo cercato di mettere un po' di Natale nello studio, ci siamo attrezzati insomma in qualche modo, giusto per non farlo passare inosservato, visto anche le restrizioni che ci sono. Molti saranno alle prese con i fritti di Natale, quindi buon appetito da parte mia a tutti voi. E noi invece siamo qui in diretta, sono le 21 in questo preciso istante, continua la programmazione in diretta di Teleuropa Network. Dopo le ultime notizie che avete ascoltato ritorniamo a parlare di calcio. Questa sera insieme a noi ho un giovane ragazzo, insomma un promettente dell'etere, ma ce l'auguriamo anche perché è il direttore responsabile di questo giornale che trovate ogni domenica, giusto? Aldo Morelli. Ciao Aldo, buonasera, benvenuto. La prima volta in TV, eh? Esatto. Ti lancio io dal balcone, ti lancio? No, vabbè. Buonasera Fabio, buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Per me è l'esordio televisivo. Benissimo, ti porterò sicuramente bene, guarda. Io ho detto la scorsa settimana il Corriere della Calabria e il Corriere Sportivo della Calabria, naturalmente lo trovate anche in farmacia. Ho detto scherzando perché il papà Gianfranco dice ma Fabio, sì, perché è curativo, può essere anche curativo, no? Di solito i giornali sono anche curativi, sì, no? Assolutamente, curativo, no? Si trova in tutte le edicole di Cosenza e provincia. Non devi guardare me, devi guardare la telecamera, quella è la 1, la 2, la 3, ecco, in tutte le edicole di Cosenza e provincia. Ricordiamo che questo è il 32esimo anno che usciamo, quindi è motivo d'orgoglio per me, per mio padre e tutta la redazione, quindi bravo, speriamo di portarlo sempre più in alto. Benissimo, allora poi saluto un tifoso diciamo storico del Cosenza Calcio, se così possiamo dire. Sono in tanti questi tifosi storici del Cosenza Calcio, ma veramente molti li salutiamo. Poi più tardi, anzi diamo la possibilità a tutti voi di intervenire, perché questa è una trasmissione che va in diretta, quindi non prepariamo niente. Poi intorno alle 21:30 questa sera interviene anche il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio, quindi più tardi poi lo sentiremo. Adesso saluto Mimmo Musacchio, anche lui un grande tifoso, però poi gli piace insomma scrivere, gli piace parlare in TV, insomma io questa sera l'ho invitato, l'ho tolto alla famiglia per la vigilia. Come stai? Io da Fabio ci vengo con grande piacere, anche perché chi non si ricorda, già da 2 anni fa, tantissimo, su 27 anni. Qui al Lupo al Lupo mi sono trovato come a casa mia, anche perché è un emittente dove ognuno può davvero esprimere la propria opinione, il proprio parere, sempre nel lecito, sempre nel modo garbato, educato, senza dover offendere nessuno. Perciò a tutti gli effetti è un emittente libera dove ognuno può esprimersi come meglio crede. È vero, hai fatto bene a sottolinearlo, del resto poi Teleuropa è nell'etere calabrese da tanti anni. Pensa, io ho iniziato 27 anni fa con Ten, pensate adesso quanti anni, sono passati quasi 30, insomma 28-29 anni, questa emittente insomma è nell'etere calabrese e le televisioni private entrano in punta di piedi, no? Quindi con l'informazione, con i programmi, con lo sport, con la cultura, con la cucina, con tutto, quindi voglio dire, poi ricordiamoci che le TV private sono gratuite, quindi non è una pay TV, quindi voi girando sul DH, il digitale terrestre, troverete le televisioni calabresi, insomma chi più ne ha più ne mette. Allora, vogliamo iniziare perché fra poco abbiamo anche Alberto Urban in diretta insieme a noi, ci farà un punto sul campionato. Volevo sentire Mimmo, allora che partita hai visto e cosa vuoi dire di questa Vicenza Cosenza? Dunque io questa volta sarò un po' critico, ma sempre costruttivo, perché mi piace dire le cose come le penso, come le ho viste o come le hanno viste anche loro. Scusa, ti interrompo perché, ecco, vedi, la cosa bella, perché poi Mimmo mi ha fatto un assist, no? Quello che hanno fatto a Carretta, purtroppo gli ha fatto vera quell'assist a Carretta, però Carretta lo salutiamo, peccato, voleva andare, rientrare e avere la porta vuota, ma non si è accorto che l'altro, non quello che aveva smarcato, l'altro che arrivava gli ha fatto là, però mi hai fatto un assist, perché è vero, vedi, Mimmo è un tifoso. Cioè io questo voglio dire, la cosa bella delle televisioni
siano locali, che tutti possono esprimere il pensiero. L'hai detto prima, hai fatto bene, vedi, Mimmo non è un giornalista, è un appassionato del calcio, e io da tanti anni, purtroppo adesso siamo in studio perché con il discorso delle restrizioni del DPCM che non si va, i ristoranti chiudono, perché del resto poi questa trasmissione è in tour nei locali della città, della provincia e della regione. Allora, scusami perché ho dovuto chiarire questa cosa. Prego. Io credo che il polso della situazione è dato Sì. anche dai social, perché da ieri sera e stamattina imperversano sui vari social Sì. le varie opinioni di tifosi o addetti ai lavori. Ma il post che è quello diciamo che più abbiamo letto è stata la domanda che ognuno vorrebbe porre ad Occhiozzi. Tra parentesi, io sono un estimatore dell'allenatore, ma non da ora, e parliamo già dal Natale scorso. Fatto questo inciso, se è il momento che un allenatore per una partita e un'altra, la critica ci può essere, o il punto di vista di una persona ci può essere. Allora tutti che si sono chiesti, io almeno ho letto centinaia di post, che cosa ha spinto il nostro tecnico a schierare nel posto di trequartista Sacco, virgola, e perché Baulì è rimasto in panchina tutto il primo tempo, e abbiamo lasciato purtroppo il gioco della squadra, e cioè un tempo l'abbiamo lasciato agli avversari. Ora, non per entrare sul giocatore o quello, ma Baulì era il giocatore più in forma che noi avevamo. Siccome questo Sacco l'avevamo già provato in quella posizione, diciamo, di trequartista, perché questo è un giocatore, tra virgolette, un giocatore che non ha una esatta posizione nel campo, perché dicono che è un attaccante, ma questo attaccante assolutamente non è mai stato un attaccante. Ha giocato come esterno di sinistra, alto di sinistra o trequartista. Quando è stato preso questo giocatore impropriamente, ecco perché poi si porta appresso questa nomea, impropriamente era venuto quel giocatore che qui doveva essere un realizzatore, doveva essere un giocatore che poteva cambiare le partite. E allora io, siccome l'ho detto già 100 volte, e forse questa sarà la 101esima volta, vi dico che Sacco, che questo giocatore, allora per chi parla che possa essere un realizzatore, dal 2015 ad oggi è un giocatore che ha segnato 7 reti in tutta la sua carriera, perciò a tutti gli effetti, gli ultimi prima di venire con noi col Troyes aveva segnato 3 reti in una stagione, perciò non è il realizzatore e la persona che possa cambiare la partita, tant'è che l'abbiamo visto in quell'azione, quella era l'azione, non quella di Carretta, quell'azione quando si è involato, se n'è andato da solo, ha tentato in tutti i modi di potersi districare e via di seguito, né ha superato l'uomo né niente, e ha perso anche il pallone. Allora non è la prima volta che... Allora questo giocatore è Sacco è questo purtroppo. Allora, hai espresso il tuo pensiero, poi adesso la voglio girare la domanda anche a un addetto ai lavori, un ex calciatore del Cosenza ma un grande allenatore, speriamo che con il prossimo anno ritornerai ad allenare. Alberto, ti faccio i migliori auguri, però anche la vigilia, insomma, dell'Immacolata ti ho disturbato perché volevo anche un tuo parere su questa partita del Cosenza di ieri sera. Ciao Alberto, buonasera e benvenuto. Ciao a tutti. Allora. Stavo sentendo le critiche così, le critiche. Io dico che comunque Roberto abbiamo tanta fiducia in lui, e chi meglio di lui vede tutti gli allenamenti della settimana e poi vede chi riesce a schierare, chi magari in quel momento lì, anche nella sua tattica che vuole affrontare la partita. Io dico sì, Sacco ha fatto comunque una buona partita, è entrato poi Baulì, ha fatto bene anche lui. Io dico comunque, io sono felice di questo
di questo cammino del Cosenza, perché abbiamo fatto 9 punti, abbiamo una delle migliori difese del campionato, è vero ci manca qualche gol in più, questo è vero, però abbiamo giocato anche con formazioni importanti come Brescia, come Lecce, come Spal, come Frosinone, cioè voglio dire è un cammino per me importante, e mettiamoci anche che questa squadra qua è stata creata quasi all'ultimo giorno del mercato, dunque il tempo che aveva a disposizione per creare questo gruppo non c'era tanto, dunque abbiamo poi un'altra cosa importantissima, abbiamo recuperato 4-5 volte la partita nel secondo tempo, dunque non abbiamo mai lasciato nulla di intentato, abbiamo sempre attaccato dal primo minuto, attaccando gli avversari nella loro metà campo, e direi che quindi è una squadra con dei concetti importanti, è una squadra che può veramente far bene in questo campionato. Quindi Mimmo, visto... Io anche, volevo che vuoi dire, salutare Alberto? prima ad Alberto. Sì. Alberto, che dopo ti racconto, devo raccontare un fatto su Alberto che ci è successo sul piroscafo che ci portava nella partita degli Ischia. Ma questo qui è un fatto che ti dico dopo. Allora, io sono stato il mese di dicembre dell'anno scorso insieme al dottore Rubio e Emanuele che era qua, Sì. che noi eravamo lì nelle tribune a vederci tutte le partite, che siamo stati i più grandi estimatori di Occiuzzi nel momento che era Braglia l'allenatore. Perciò questo è un giovane che ha avuto il coraggio di metterci la faccia, perché mica è facile così assumersi certe responsabilità, ma siccome è un ragazzo serio, un ragazzo cosa, e allora, come tutti gli allenatori, si può sbagliare in qualche partita, come fanno tutti, Vabbè, ovvio, certo, allora non è magari. la critica, è la critica No, di una partita, Alberto. Vabbè, ma noi analizziamo partita No, dopo però partita, allora perché non è che analizziamo puoi la dire- situazione con maniera. Io sono d'accordo con te che se noi, siccome c'è lo zoccolo, se noi avessimo davvero un attaccante, che è il famoso attaccante, che ti segnano che 8-10 gol in una stagione, no? E tutta la mole di gioco che abbiamo sviluppato, avremmo fatto meno fatica, Però- non avremmo preso a Baez farlo ho giocare capito. centroavanti, perché purtroppo la rosa è questa. Però scusami, allora, quando è arrivato anche Riviere, no, qua a Cosenza, non l'abbiamo visto giocare subito, anzi non ha fatto bene, poi è esploso dopo, quindi voglio dire, diamo anche il tempo. È ovvio che sicuramente se prende un giocatore di prima fascia, poi ne parliamo più tardi, abbiamo anche Francesco Romano, il procuratore sportivo in diretta insieme a noi, se prende un giocatore di prima fascia è diverso da Iozzi che viene dalla Serie C oppure Borrelli, di chi stiamo parlando, scusami, è ovvio, no? Petre sicuramente è un giocatore che viene da un altro campionato, e come anche del resto era Riviere, no Alberto? Quindi diamo il tempo, secondo me... Hai ragione Fabio, diamo tempo un po' a questi qua di inserirsi anche nel gruppo. L'abbiamo detto più volte, ma forse speriamo di non ribadirlo più, perché così magari le nostre punte si mettono a segnare. Ma abbiamo sempre magari. detto che quelli che abbiamo preso noi l'anno scorso, nessuno di noi ci avrebbe scommesso una lira, voglio dire. Dunque diamo fiducia alla società che ha preso questi giocatori. Io credo che in questi 4 anni hanno lavorato molto bene e dobbiamo solo un po' aspettare. 2 domeniche fa Carretta ci ha fatto 2 gol a Frosinone, adesso magari Baez, magari Sacco, Bauli, magari le prossime partite si sbloccano anche loro, e poi diremo mamma mia che belle punte che abbiamo. Infatti è stato sempre così, Alberto. Senti, tu sei a casa naturalmente, intanto dove vai? Dice dove andiamo? Qua c'è il coprifuoco alle 22. A casa, c'è il coprifuoco anche qui, stiamo a casa. Senti, Vediamo un po' di trasmissioni e sperando che tutto finisca più presto. senti, volevo chiedere un pensiero sicuramente su questa squadra, l'hai detto più volte che se tu chiedi tempo, perché è vero, poi l'allenatore che sicuramente vede in settimana, provano le partite, le studiano, le analizzano o meno, però ripeto, lo dico anche a te, poi glielo diciamo anche al Presidente più tardi se interviene, è ovvio che certo prendere un giocatore di 400-500 mila euro cambia
ho detto sono le fasce, no? Tu dici come una fascia, la prima, la seconda, la terza, cioè voglio dire, è ovvio che stiamo parlando di una squadra che lotterà per salvarsi in questo punto, però, ripeto, non è che gli obiettivi sono questi, Alberto, non è che si è dichiarato di fare un campionato tranquillo. No, la salvezza voglio dire, è importantissima, è un obiettivo, è il primo obiettivo, però io credo che questa squadra abbia un organico importante per poterci farci divertire fino alla fine. Io Certo. non credo che l'obiettivo principale della società sia la salvezza. È vero che la salvezza è la cosa prioritaria, ma io credo che possiamo fare un campionato di centroclassifica sperando quest'anno di arrivare magari alle ultime partite e giocarci magari qualcosina in più, magari per un posto nei playoff, per divertirci senza soffrire come le annate successive. Certo, certo, ma ce l'auguriamo un po' tutti, Alberto. Allora ti saluto, che volevi chiedere? Che vuoi ricordare? Sì, veloce, sì, veloce. Alberto, allora vuole ritornare ti nel volevo 1905, stiamo parlando del 1905, pensi un po'. No. Vai, prego, cosa vuoi Allora, ricordare? stavamo andando nella trasferta ad Ischia. Trasferta ad Ischia. 0-0. Ecco, allora Oh, ti ricordi tutte, sulla nave che stavamo... Il microfono, sulla nave che stavamo sulla nave, attraversando Ultraghetto, Ischia con Donino Tocci, sì. Eravamo lì seduti, io girando un pochettino lì vicino da noi, vedo che c'era l'arbitro che era o Beschin, cioè un friulano, Beschin o l'altro che non so come ricordo, si chiamava, no? E allora ho detto a Tonino, lo sai che c'è l'arbitro della partita di oggi qui vicino a noi? Sì, dove è là? E allora aspetta che incominciamo a parlare, io da lontano, in modo che l'arbitro era seduto qui, ho detto Tonino, questo sarà un'altra di quelle partite che ad Alberto Urban lo sai come ci faranno le gambe, col fatto che lui è un driblomane, però è quello che può decidere la partita. Ha risposto Tonino, ma l'arbitro neanche lo sanno, non sanno neanche chi è questo Alberto Urban, vedrai oggi che arbitraggio ci sarà. Ecco, ti ho detto questo fatto con l'arbitro vicino, che poi al ritorno non è venuto pure con noi come Gnabella, e ci fu una... Ecco Alberto, ho voluto raccontare Abbiamo fatto una bella partita lì a Ischia. Ti ricorda di Ischia che bella partita? Ma pure tu hai fatto una grande partita, Era ancora il campo in terra battuta e dove veramente il punto era importante, allora c'erano i 2 punti, non c'erano i 3 di allora. Sì, i 2 punti c'erano. 2 punti. Era quel punto che è stato fondamentale anche per il proseguo del campionato. Comunque tu hai fatto una grande partita. Campi in terra battuta, che cosa bella, e chi ci gioca ora più? Ormai... Ho voluto ricordare questo episodio. Va bene, Albertino, un abbraccio grande, auguri per una buona Immacolata. Buona serata a tutti. Una buona Immacolata. Ciao Alberto. Ciao, buonasera. Ciao. Una buona Immacolata ad Alberto Urban. Facciamo parlare Aldo. Allora Aldo, questo non gli pigli il microfono, non è facile. Allora Aldo, che vuoi dire sul Cosenzo, la partita di ieri, se la squadra è piaciuta o non ti è piaciuta, c'è qualcosa? Anzi, approfitto e ricordo, c'è la possibilità per tutti voi, visto che siamo sotto Natale, ma poi lo facciamo spesso, e potete anche intervenire e dire la vostra sulla partita di ieri, che è lo 0984 25 525, questo è il numero. So che c'è anche il numero per i messaggi, quindi potete inviarli direttamente. Prego Aldo, vai. Guarda Fabio, io in riferimento a quello che ha detto il collega Mimmo Musacchio vorrei fare un'osservazione più generica riguardo alla partita di ieri Vicenza-Cosenza, nel senso che a parer mio è stata una partita dai 2 volti, ovvero un primo tempo, come ogni gara ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. A parer mio c'è stato un primo tempo dove il Cosenza ha subito un po' la pressione del Vicenza. È un Cosenza che se non ha in mano la palla del gioco fa fatica. Noi siamo abituati a vedere un grande possesso palla da parte della formazione di mister Occhiuzzi, e qualora come ieri non accade, la squadra va in difficoltà. Ma nonostante ciò abbiamo avuto 2 occasioni clamorose, da dire. Prima con Sacco e poi con Mirko Carretta. Poi nel calcio, Fabio, come tu mi insegni, vale sempre il detto gol mancato, gol subito, come poi purtroppo si è verificato nel secondo tempo. Detto ciò, io ho visto poi un Cosenza in netta ripresa nel secondo tempo, dove è venuto fuori l'orgoglio
l'animo, il cuore di questa squadra, che lo ha sempre avuto, ha sempre giocato la partita anche con squadre superiori. L'abbiamo visto nella prima parte nel campionato affrontare rose come il Brescia, come la Regina, come il Lecce stesso. Quindi la gioca a viso aperto con tutti. È venuto fuori il Cosenza con il pareggio di Tiritiello, e addirittura poi stavamo anche per vincerla negli ultimi minuti. Quindi io, a parer mio, sono fiducioso per il proseguo del campionato. Ma noi siamo tutti fiduciosi, del resto è così, perché qua siamo ancora alle prime battute, ripeto, il campionato è lungo, ma sicuramente tu hai evidenziato un fatto importante, perché poi adesso lo stanno evidenziando un po' tutti i tifosi, no? Questo fatto della punta. È ovvio che poi in una partita hai 3 o 4 occasioni sotto porta, non segni, diventa difficile, capito Mimmo? Quindi è ovvio che è così. Ma sai quello che ti fa rabbia? Perché poi che abbiamo tutto sommato è un grande volume di gioco. Questo grande volume di gioco poi nel momento che arriva nella fase conclusiva non abbiamo poi quel giocatore che possa fare la differenza. Ma questa è una storia vecchia, cioè questo della punta, caro Fabio, è una storia vecchia. Sì, ora si è ripercorsa la stessa strada, si sono presi questi giovani, magari si è preso, come si chiama, Borrelli, che era un giocatore della primavera, sempre uno giovane, insomma. Liozzi, vabbè, c'ha già la sua età, però è stato sempre un giocatore di Serie C, dove si è espresso ad alti livelli. E poi Petre, sì, in patria, là in Romania, in Compagnia Bella, è stato un giocatore che anche le sue reti le ha fatte, anche se con lo Steaua Bucarest prima di venire da noi aveva fatto solo 8 presenze e una sola rete. È un giocatore, sì, devono carburare questi giocatori, però noi non è che possiamo attendere, perché guarda, siamo già alla 10ª giornata, cioè ci troviamo in classifica al 15° posto. Ci sono altre 2 squadre a pari punti con noi e poi a 4 punti dalle ultime in classifica, cioè è ancora tutto da giocare, ma la Serie B, se tu ti ricordi, che come tu ben sai, bisogna mettere, come dicono, l'abbiata nel fieno, che cosa? Questo non l'ho capito bene. Bisogna trovare la situazione, non bisogna aspettare, perché abbiamo ora un trittico anche di partite importanti, ma di partite che sono alla nostra portata, perché fino ad ora abbiamo incontrato degli squadroni. Guarda, allora, mettiamo da parte sul fatto che i partite sono alla tua portata, perché allora partite alla portata non ce ne so. Quindi questo è meglio che lo mettiamo in chiaro, e anche i giocatori lo sanno, ma penso che anche l'allenatore. Ma non sono certamente dure come quelle iniziali. Allora, ripeto, qua partite sono tutte importanti, Mimmo. Non è che tu giochi qua a Reggiano, io con l'Ascoli o con l'Entella e dici ma io me ne faccio un buco. No, qua sono tutte partite importanti, anzi secondo me sono proprio queste piccole squadre che diciamo costruite per arrampicare sugli specchi, che ti creano problemi, hai capito? Allora c'è una telefonata, sentiamo chi abbiamo, pronto? Diamo la possibilità. Buonasera Fabio, che sono Vincenzo da Lungro. Ciao Vincenzo, allora buonasera e benvenuto, anzi per questa vigilia vedi, diamo la possibilità anche a voi tifosi di intervenire, e siccome voi siete in tante la provincia di Cosenza, ma penso in tutta la Calabria e in tutto il mondo che seguono il Cosenza, ma non solo il Cosenza, anche le squadre calabresi, insomma ognuno ha la propria squadra del cuore. Voi Lungro avete tanti tifosi lì a Lungro, anche a San Demetrio, insomma a Spezzano, Acqua Formosa, Firmo, insomma avete tanti. Allora Vincenzo, cosa vuoi dire? Prego, microfono, anzi telefono a te, vai. Complimenti a te per la tua grande trasmissione. Grazie. Abbiamo fatto un bel risultato a Vicenza. C'è qualche rammarico perché si poteva fare di più, manca qualcosa, è pure vero. Ma a mio avviso
dobbiamo estrapolare da questa bella prestazione, da questo bel pareggio, le cose positive che ha fatto la squadra. La squadra fino ad oggi io non ho visto ancora un avversario che ha messo sotto il Cosenza e abbiamo incontrato, direi, tutte le squadre sulla carta più forti. E nonostante abbiamo qualche limite, perché non bisogna nascondersi, con le nostre qualità, mettendoci sempre il cuore e lottando fino all'ultimo, abbiamo detto la nostra. Io sono fiducioso per questo proseguo del campionato. Adesso iniziano queste 4 partite, abbiamo 4-5 partite che sono importanti. Sì. È vero che manca, non ci dobbiamo nascondere, lo ripeto, manca fino adesso un grande goleador, però è pur vero, e lo sottolineo, che abbiamo giocatori che anche in questo momento stanno facendo la differenza. Vorrei sottolineare proprio uno di questi che a mio avviso in questo momento è indispensabile per questo Cosenza, e mi soffermo sul giovane Badoulet, perché ha proprio le qualità che seguono, sì, quel cambio di passo che collega il centrocampo con il nostro attacco, e poi ha anche una qualità tecnica che è raro vederlo in queste categorie. Io per questo adesso bisogna concentrarci su questa partita importantissima che è contro la Reggiana domenica, perché anche la Reggiana, io ho visto la partita con il Monza, con 3-0, se senti il risultato, dice sarà come il Real Madrid, ma io sono fiducioso che a Cosenza li metteremo molto in difficoltà e raggiungeremo questi 3 punti ce l'auguriamo un po' tutti. Del campionato. Ce l'auguriamo un po' tutti, anche perché poi, come dicevo a Mimmo poco fa, sono 4 partite importanti, c'è questa del 12 con la Reggiana, poi c'è il 15 infrasettimanale, si va ad Ascoli, c'è 2 partite fuori casa, e poi c'è la Cremonese, poi c'è il Pisa in casa. Cioè, voglio dire, questi campionati, la Serie B ci insegna che, ce l'ha insegnato l'anno scorso, eravamo a primavera, poi c'è stato il discorso del Covid, però eravamo quasi con un piede in Serie C e ti sei ritrovato salvo all'ultima giornata. Però ti voglio dire, perché? Perché le partite da primavera in poi bisogna restare lì, poi devi uscire fuori da febbraio in poi, marzo, capito? Però non devi perdere la coda, diciamo, anche che stiamo lì sotto. Sono tutte lì, qua vinci una partita, vinci 2 partite e sei nei play-off, ne perdi 2 e sei nei play-out, quindi voglio dire, quindi tranquilli, io per il momento ti faccio i migliori auguri, perché so che fra poco abbiamo la fascia pubblicitaria delle 21:30, poi subito dopo sentiremo il presidente Guarasci, quindi cerchiamo di capire anche un pochettino, lo salutiamo anche lui, e se vuoi aggiungere qualcosa puoi fare gli auguri, a te la linea, prego. Vi faccio gli auguri a tutti voi e a te in particolare ai tuoi ospiti, e un augurio a Cosenza, perché sono convinto che il post Immacolata sarà proprio felice, perché torneremo e faremo la prima questa vittoria importante al Gigi Marulla. E speriamo bene, dai. Io ti abbraccio, un saluto a tutti voi della provincia che seguite la trasmissione e una buona Immacolata a tutti voi. Ciao, grazie a Vincenzo D'Alungro, sono tanti i messaggi anche sulla chat, vediamo poi di leggerne qualcuno, però un attimo, vediamo. Allora, buonasera Fabio, un saluto a te e al grande Mimmo, per questo ti salutano, buonasera Mimmo, sono d'accordo con il tifoso di Lungro, adesso l'avversario, vabbè, infatti è vero, adesso è un momento che bisogna concentrarsi per queste 3-4 partite importanti, ma sempre bisogna pensare una volta, cioè, ora tu pensi, poi andiamo a Cremona, no, adesso c'è la Reggiana, penso che loro lo sanno, facciamo l'ultima chiamata e poi l'ultima telefonata e poi andiamo in pubblicità. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, prego. Chiamo da Milano. Prego, buonasera, benvenuto. Benvenuto. Niente, ho visto la partita ieri, diciamo che tutti quanti dicono, vabbè, che abbiamo preso questo punto, ma questo punto l'abbiamo preso in un certo modo con un difensore. Sì. Secondo me io mi preoccuperei, visto che
non abbiamo attacco. Cioè, io sono molto preoccupato. Non è vero che la squadra è così, diciamo che è forte relativamente. Senti, come ti chiami di nome, giusto per chiamarti? Io mi chiamo Saverio. Ah, Saverio, vabbè, Saverio. Allora, ripeto, la squadra, per quello che stiamo vedendo in queste prime battute, sta mettendo quasi sotto a tutti, insomma, non è che stiamo vedendo brutte figure. Sì, stiamo sotto, mancando però... sotto porta, senza dubbio, quello l'ho detto anch'io. Io adesso da qui a poco sentirò anche Guarascio e glielo dirò, la preoccupazione di Saverio, che sei a Milano... Di prendere qualche attaccante. Saverio, allora, Saverio, cosa fai a Milano? Lavori? Sei andato via anche tu io lavoro a Mediobanca. Ah, sei andato via anche tu dalla Calabria, va bene, hai fatto bene, ma sono in tanti. Io sono preoccupato, ti dico la verità, tutti quanti, vabbè, io scongiuro, cioè, voglio dire... Certo, la preoccupazione c'è, ovvio che c'è sempre la preoccupazione un po' per tutto. Questo è Ciccio Modesto che mi sta chiamando, che è lì, Ciccio, rimani in linea perché subito dopo la pubblicità ti chiamiamo, lo saluto in diretta, eccolo, ve lo faccio sentire. Ciao Ciccio, a dopo. Allora, ci sentiamo fra poco. Allora, vedi il bello della diretta, Saverio da Milano, lui è lì vicino a te, in provincia, è a Vercelli, quindi in Piemonte, sta facendo bene anche con la Pro Vercelli, che è secondo in classifica. Signor Fabio, sì. Io se è una cortesia di chiedere a questo signor Presidente qui adesso, di prendere qualche attaccante, almeno uno. Vabbè, glielo diremo dopo. Adesso... Così almeno siamo più tranquilli, ma gli attaccanti non stanno facendo nulla, cioè non abbiamo attaccanti. Va bene, allora glielo chiedo subito dopo. Auguri, una buona Immacolata a te a Milano e a tutti gli amici che seguono anche in streaming su Teleuropa Network. Ciao, grazie, ciao. Allora, ci fermiamo un attimo, la linea della regia per la pubblicità, ritorniamo subito dopo, sempre in diretta con Al Lupa, fra poco. Ed eccoci ritornati in diretta, amici, per questa vigilia dell'Immacolata, ancora insieme a noi, ricordiamo Al Lupo, il 27esimo anno consecutivo, siamo in diretta ogni lunedì. Soltanto una volta, pare c'era la neve, eravamo in una situazione difficile, non abbiamo fatto Al Lupo, poi del resto no, speriamo di continuare ancora negli anni. Allora, approfitto e saluto, come promesso, uno degli allenatori emergenti della Lega Nazionale Italiana, no? allenatore nazionale, è nostro, è di qua, perché oltre a Mimmo Toscano, che salutiamo sempre, abbiamo detto di Roberto, di Brunello Trocini, per carità, poi me ne sfugge qualcun altro, insomma, ma che sono in attività, però Cosentino che ha avuto un trascorso qui nel Cosenza Calcio, poi è sposato anche a Cosenza, quindi praticamente lui è un cosentino doc, vabbè, tanti anni nel Cosenza, poi vabbè, Parma, Cagliari, non so dove sei stato più, comunque in giro per il mondo. Ciccio Modesta adesso, niente poco di meno, è l'allenatore della Pro Vercelli, che secondo me sei un passo lì, sei quasi primo in classifica, Ciccio. Complimenti per i capelli, Ciccio. Chi è il parrucchiere tuo a Vercelli, scusa? Chi è il tuo? No. Buonasera a tutti. Ciao. E grazie. Li taglio. Ma te li fai solo, secondo me sti capelli. No, non pensi. Sì. No, li taglio raramente i capelli, quindi poi dopo un po' il phon, un po' la vecchiaia, capello bianco, quindi devo nascondere allontanati un po' il telefonante, mettetelo proprio a schermo intero così lo vedono tu, eccolo qua, allora ti vedono, perché ti vedono uno spicchio, quindi praticamente a barba, cose, insomma, sei lì Ciccio, complimenti perché stai facendo un grande campionato con giovani, perché la politica tua è quella dei giovani e tu ne sai qualcosa perché sei nato anche a Rende, insomma, con Fabio Coscarella solo giovani, no? Quindi... Ma comunque la Serie C diciamo che deve essere il serbatoio per poi dopo portare più ragazzi possibile, quelli che escono dalle primavere, e poi fargli fare un campionato importante dove c'è la valenza dei punti, no? Perché tante volte i ragazzi quando escono dalla primavera non capiscono l'importanza dei punti, anche se adesso in primavera hanno messo anche le retrocessioni, ma non è la stessa cosa, perché poi le società
comunque spendono un sacco di soldi. Senza introiti, no, perché dobbiamo sapere che poi la Serie C non c'è introiti, però l'unico introito che ha, diciamo, e sicuramente molti presidenti sfruttano questo, tra virgolette, è il minutaggio, no? È il minutaggio. Mario, guarda, io la fortuna, posso dire questo, che io ho avuto la fortuna della Pro Vercelli, dove ho trovato 5-6 giocatori proprio della Pro Vercelli, del settore giovanile, che sono 2001, 2002, 2000, che stanno giocando di titolare. Vuol dire che comunque la Pro Vercelli negli anni ha lavorato molto bene col settore giovanile, certo. E sono ragazzi che sono seguiti, certo. E quella è l'importanza poi della Serie C, no? È il fatto di valorizzare tanti giovani e non sempre magari prendendo dei giocatori di altri settori giovanili, ma formando proprio i giocatori propri. E qui alla Pro Vercelli è stato fatto questo. Senti Francesco, secondo te il campionato, qualcuno dice ma il girone A, il B e il C, quello più tremendo è il girone C, che vabbè qui sotto c'è la Ternana che sta facendo benissimo, che segue anche il Bari, poi vabbè c'è Catania, Palermo, c'è Foggia, c'è l'ira di Dio qui in questa Serie C, Catanzaro stesso. Voglio dire, qual è il più difficile il girone C oppure è solo una leggenda metropolitana? Che il girone Io l'ho fatti tutte e tre, questo è il terzo anno consecutivo che però... Tu hai fatto Cesena pure? Tu hai fatto Cesena? Io ho fatto A, B e C. B e C ho fatto tutte e tre, ma ogni anno cambia, perché l'anno scorso qui comunque c'è stato l'ammazza campionati che era il Monza, poi a ruota veniva Novara che aveva comunque una grande squadra, anche tuttora ha una grande squadra, e in più la Carrarese. Il problema è che il girone A viene sottovalutato perché non ha squadre blasonate, però come giocatori, come squadre sono molto organizzate, certo. E tantomeno magari, però l'anno scorso nelle fasi finali sono arrivate 2 squadre del girone A, quindi vuol dire che hanno un potenziale importante. Certo. Poi il blasone che c'è nel girone C e nel girone B, nel girone A non esiste, perché ci sono poche squadre blasonate come in quei gironi lì, però non vuol dire, perché i giocatori ti posso assicurare che ci sono buoni giocatori nel girone A, quindi sono squadre molto organizzate. Senti Ciccio, un attimo, c'è Aldo Morelli del Corriere di Calabria Sportivo, volevo chiederti qualcosa, prego Aldo. Innanzitutto saluto affettuosamente Ciccio Modesto, poi ti volevo chiedere questo: come hai inquadrato in queste prime 10 partite il Cosenza di mister Rocchiuzzi e secondo te quali ambizioni può avere? Beh, una bella domanda, hai fatto da 90 a 1 milione di euro, te la stavo facendo, ma mi hai fregato la domanda, perché avevamo parlato della Pro Vercelli, è anche giusto parlare, noi abbiamo qui in Calabria la squadra, la Vibonese che è in Serie C, e salutiamo il presidente Caffo che si è ripreso, e lo salutiamo con grande affetto, e il Catanzaro. Quindi adesso andiamo al Cosenza. Ecco, cosa vuoi dire anche ai tifosi del Cosenza, perché so che tu sei legato ai colori rosso-blu, Ciccio, sia quelli del Crotone che quelli del Cosenza. Io riconosco molto il lavoro di mister Rocchiuzzi, perché comunque alla fine quello che ha fatto l'anno scorso e quello che sta facendo quest'anno è un grande lavoro. Con una squadra comunque rinnovata non è mai facile, poi dopo i risultati comunque sono buoni, perché alla fine, se non mi sbaglio, in campionato ha perso solo 2 volte, poi sì. ha fatto tanti pareggi, e quindi vuol dire che il suo percorso deve essere quello. È normale che magari la gente si aspetta come l'anno scorso, che ha fatto un filotto di vittorie importanti, ma è un campionato totalmente diverso quest'anno. Roberto ha tempo ancora per lavorarci sopra la squadra, certo, e ha delle potenzialità come allenatore, secondo me molto ma molto buone, perché comunque ha un vissuto già nel Cosenza come calciatore, in più come secondo a Braglia per tanti anni, adesso da primo secondo me può fare solo che bene. Ma noi ce l'auguriamo, Ciccio. Allora ti lascio il telefonino per questa linea Skype, che è praticamente per fare gli auguri a tutti i calabresi, anche agli amici tuoi di Crotone, insomma, perché sai, ti vogliono bene un po' tutti, e i cosentini. Ecco, e per voi Ciccio Modesta, la vigilia dell'Immacolata, ti faccio in bocca al lupo per domenica prossima.
poi devi recuperare questa di Livorno, no? C'era Livorno che è stata rinviata, ma c'è la neve ancora a Vercelli, ha fatto neve oggi no? No, oggi no, per oggi fortuna, siamo allenati bene oggi, pioveva però faceva un freddo micidiale, sembrava di essere in Sila oggi. Tempo da lupi, va bene. Ciccio, ti lascio il tempo per salutare chi vuoi e fare gli auguri a tutti, prego. No, l'unica cosa è che purtroppo, lo so, sarà un Natale un po' particolare per tutti noi che siamo calorosi, noi che ospitiamo tutti i parenti dentro una casa, capito. Questo non è possibile quest'anno, quindi è un peccato, però noi dobbiamo tenere duro, essere sempre col sorriso sulle labbra, perché poi alla fine quello che ci dà tanto è la famiglia, è normale. Io spero pure di scendere giù, di abbracciare e vedere qualche amico, perché comunque alla fine adesso è già tanto tempo che sono lontano da casa e delle volte gli affetti ti mancano, è normale. Quindi faccio un augurio e so già che domani le tavole sono imbandite, però stare attenti quante persone sono in casa, perché comunque le regole dobbiamo sempre rispettare. E lo so, questo problema non ce l'hanno al nord, perché queste tavolate non li fanno mica al nord su, lì non si mangia mica. Qua noi attacchiamo da mezzogiorno e finiamo alle 9 di sera, quindi voglio dire. Ecco. Comunque, vabbè, Ciccio, è stato chiaro il tuo messaggio, grazie, auguroni anche a te, una buona Immacolata. Una buona Immacolata. Grazie Ciccio Modesto. Allora, andiamo ancora avanti, perché da qui a poco sentiamo anche il presidente Eugenio Guarascio insieme a noi in diretta. Mimmo, allora... Io dico la bontà di questa squadra, a tutti gli effetti, da quando è iniziato ora il campionato, lasciamo quel trittico prima dell'estate e parliamo ora del campionato appena iniziato. A tutti gli effetti la nostra squadra, escluso soltanto il Chievo che ci ha potuto, diciamo, mettere sotto, lo mettiamo tra virgolette, la nostra squadra ha giocato, ma quello che di più ci fa onore sono i commentatori televisivi di DAZN. Io parlo di DAZN perché le partite vengono messe lì, e nel momento che si parla del Cosenza immediatamente si parla di una squadra ostica, di una squadra che è velocissima, di una squadra che può dare fastidio, una squadra che è difficile, che è tutta una partita, perciò a tutti gli effetti questo fa vedere che la bontà c'è nella squadra di Compagnabella. Fatto sta che ancora secondo me Occhiuzzi, usando la famosa frase di trovare la quadratura del cerchio, se in 10 gare ci sono state 10 formazioni diverse, ci sarà un motivo perché lui si vuole rendere conto dell'organico che c'è a disposizione, delle caratteristiche dei giocatori e chi più è confacente, specialmente nel suo credo, cioè nel modulo che lui intende attuare. Certo, va bene. Allora, abbiamo in collegamento da Torino, ma anche se lui è d'origine nostre calabresi, perché Francesco è di Corigliano, quindi lo salutiamo con grande affetto, ma vive a Torino da tanti anni, poi si occupa di calcio da tantissimi anni, è il procuratore sportivo di tanti giocatori, anche perché abbiamo portato bene 2 o 3 settimane fa, quando l'abbiamo chiamato in diretta, c'era la partita Benevento. Chi era, Francesco? Ciao, buonasera, benvenuto. Con chi giocava Benevento? Buonasera a te. Adesso non ricordo quale fosse, sinceramente. C'era una partita Benevento-Parma, non mi ricordo. Adesso te lo dico, no, non era Benevento-Parma perché è stata recentemente, è stata questo weekend. E chi è? Insomma, mi ricordo. Comunque stava giocando il Benevento, siccome lui è il procuratore anche di La Padula, e in quel momento la Padula ha segnato, era di sera, mi ricordo. Poi anzi me lo ricordava un ospite in studio. Però vabbè, con l'Hellas Verona. Hellas Verona, quindi ha segnato La Padula. Come stai, Francesco? Bene, grazie nuovamente per l'invito, è sempre un piacere sentirti e essere vostro ospite. Senti Francesco, io ti volevo chiedere naturalmente anche un pensiero su questo Cosenza, perché è ovvio che poi tu hai anche giocatori, lo ricordiamo, Gigi che è al Crotone e tanti altri, e poi ti voglio chiedere di questo giovane che hai portato al Torino, che è cosentino, che è Aceto, se non mi sbaglio l'hai preso tu questo giovane, vero? Sì,
tra l'altro, guarda, mi fai una domanda che mi fa molto piacere ascoltare, perché proprio questa settimana... Francesco, puoi centrare il telefonino, sì, magari, ecco, se lo ti metti più al centro, no? Sei di lato, quindi mettilo più centrale, eccolo qua. Così... Va bene così, grazie Francesco, grazie. Ma figurati, dicevo, mi fa piacere ricevere questa domanda, perché proprio in questa settimana Aceto si è allenato con la prima squadra. Quindi è stata una novità molto molto gradita, perché non è una roba scontata che un giovane della primavera partecipi a degli allenamenti di prima squadra con una squadra di Serie A. Ecco. Quindi una nota positiva per lui, ma una nota positiva per il Cosenza, perché il giocatore è in prestito, ed è una nota positiva per la Calabria, io penso. E vedi che bella cosa, hai capito? Aceto è un ragazzo cosentino praticamente che è adesso a Torino e ci ha dato una bella notizia, perché vedi, allenarsi con la prima squadra del Torino non è una cosa così di tutti i giorni, questo ci fa piacere, ma io lo dico sempre, Francesco, noi qui in Calabria abbiamo tanti luminari anche nel calcio, no? Poi purtroppo vanno via. Come anche molti professionisti, molti medici, ingegneri, chi più ne ha più ne metta. Noi questa Calabria purtroppo non apprezziamo quello che abbiamo, però ripeto, questo ci sta perché ci sono grandi società, come del resto molte volte noi prendiamo questi giovani dal Napoli, dal Milan, dall'Inter, dalla Juventus, li portiamo qui, li valorizziamo e poi li mandiamo di nuovo indietro. Secondo me anche questo forse è sbagliato, ma poco fa Ciccio Modesto lo diceva, e lì vicino a te, a Vercelli se non mi sbaglio, Ciccio praticamente, quindi lui diceva che ha trovato 5-6 giocatori della Vercelli del 2001, 2000, 2002, insomma, è importante anche questo il settore giovanile, Francesco. È importante perché qui, sai, forse una differenza che c'è tra il nord e il sud è che qui ci sono un po' più qui intendo dire dalle parti in cui io vivo, che è Torino, ma anche in altre zone del nord, ci sono un po' più di strutture, ci sono un po' più di scuole calcio, quindi ovviamente c'è una percentuale di riuscita molto più alta, no, per i giovani. Quello che noi dovremmo fare, secondo me, è quello di migliorare questo, quindi di migliorare le strutture, di investire un po' nei settori giovanili. Questo aiuta i giovani, che ce ne sono tanti, perché non è che ci sono solo al nord i giovani bravi, ci sono lì come ci sono al sud. Il problema è cercare di aiutarli con delle strutture, con dei professionisti, con tutto quello che si fa. Il Cosenza ha iniziato da un po' di tempo questo percorso e Aceto ne è una dimostrazione. Sicuramente nei prossimi anni succederà ancora di più, come succede per professionisti che non siano calciatori. Ora hai citato Modesto, che io conosco e che seguo perché Vercelli è molto vicino a Torino, tra l'altro io sono il procuratore del suo attaccante e il suo capitano, che è Gianmario Comi, quindi è una squadra che seguo direttamente. Sì. Le eccellenze ce ne sono in tutti i settori, allenatori, dirigenti, procuratori. Secondo me, io sempre mi imbatto in persone del sud, calabresi o anche non calabresi, che sono delle eccellenze nel loro lavoro. Senti, ma è vero che Guarasci ce l'ha con i procuratori, no? È una leggenda metropolitana, no? Francesco. Ma io non ti so rispondere per quanto mi riguarda. No, perché qualcuno dice, ma Guarasci non vuole parlare con i procuratori. Non è vero, perché adesso ti faccio parlare con guarda che bella cosa, una carrambata facciamo. Oggi, la vigilia dell'Immacolata, una carrambata, c'è un procuratore, ho in linea il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio. Presidente, buonasera, benvenuto in diretta, come state innanzitutto? Buonasera a tutti. Che carrambata, guarda, c'ho Francesco Romano in diretta da Torino. All'ottimo Romano, buonasera a tutti. Anche io saluto il Presidente caramente e stavo completando che per la mia esperienza professionale non è come dici tu, Fabio, perché è sempre molto cordiale con me, quindi sto dicendo con qualcuno, no? Mica con tutti, no? Perché poi è ovvio che lui in questo settore non conosceva nessuno, che lui è arrivato nel calcio così dalla sera alla mattina, e poi dice chi mi ha fatta fare, può dire adesso lui, però voglio dire adesso sta facendo... vi lascio la parola perché non voglio rubare tempo, però vabbè, però non è che il Presidente è entrato nel
calcio un anno fa, ormai sono penso 10 anni o un po' più, un po' Sì, meno, e comunque quando un imprenditore è un imprenditore capace ed è una persona di valori, può fare tutto quello che vuole in ogni settore in generale. No, Francesco, ti volevo dire, perché parlavi di Aceto, questo ragazzo del Cosenza che, diciamo, non so se Guarascio va con... Presidente, sai di Aceto, questo ragazzo tuo del Cosenza che è lì al Torino, mi sta dicendo Francesco, di Aceto. Come no. Quindi Certo. si è allenato con la prima squadra, mi ha dato questa notizia pochi minuti fa, ieri questa è una bella cosa, perché è un nostro calciatorino proprio che l'abbiamo allevato noi a Cosenza, e il fatto che ora sia andato lì al Torino e Romano è stato, come dire, un po' l'artefice di questo trasferimento. Devo dire che è una bella cosa, una grande bella cosa per il Cosenza, per la Calabria e per tutti. Certo, però approfitto, siccome Presidente qua ha chiamato Saverio da Milano pochi minuti fa, ma come Saverio tutti quanti, adesso abbiamo anche Romano, chissà ci può suggerire qualcosa, ci chiedono un attaccante, dice, il Cosenza se c'è un attaccante di peso, dovete proprio 97-98 kg, insomma forse riusciamo a vincere tutte le partite. Che ne pensi, Presidente? Ma no, gli attaccanti li abbiamo e sono anche molto bravi. Il problema è che gli dobbiamo dare del tempo, poi comunque il Cosenza, lo sapete, ha bisogno di tempo, ma poi tutto sommato stiamo facendo anche bene. Poi abbiamo anche i terzini che stanno segnando, quindi praticamente, insomma, credo che non ci possiamo lamentare. Pensa tu, Presidente, un bel gioco. Siamo nelle mani di Tiritiello, che non è che dici uno è così, dice uno sente Tiritiello, inizia Francavilla o coso, questo andare via. Invece sta dimostrando che è entrato proprio pesante su questa squadra, Presidente. È già il secondo gol. A parte questo, significa che è una squadra compatta, è una squadra dove tutti possono segnare, dove tutti ci mettono veramente l'anima. Io vedo una squadra veramente ben messa in campo, dove sono tutti lottano fino alla fine. Poi chiaramente il calcio, su alcuni episodi abbiamo, come dire, portato a casa dei pareggi, ma in ogni caso forse meritavamo qualcosa in più in termini di punti. Presidente, visto, approfitto che abbiamo il procuratore in diretta da Torino, Romano, allora puoi suggerire, Romano, c'è qualche, chissà poi a gennaio si apre qualche spiraglio, c'è qualche giocatore che puoi suggerire, ce la puoi fare sto regalo di Natale magari, non lo so? Ma allora, intanto c'è da dire che io non suggerisco nessuno, perché il Cosenza è un club di professionisti e ha un direttore sportivo che secondo me è molto bravo. Ma questo no, Francesco, questo è scontato, sto dicendo, siccome tu sei nel settore, sai che magari poi non è che Trinchera può vedere a 160 gradi. Ma di certo ne parlerò a lui, non ne parlo con tutto il rispetto che ho e l'affetto che ho per te. Non parlo di queste l'importante cose, no, vabbè, parlatene, insomma, parlatene. Poi c'è da dire che, come diceva giustamente il Presidente, il Cosenza ora davanti a 3 attaccanti, perché non dimentichiamoci che sono 3 giovani molto molto interessanti, però uno è arrivato dall'estero e non è facile ambientarsi in un mese, ci vuole sempre un po' di tempo. Altri 2 sono un po' più giovani, stanno facendo le prime esperienze con questa categoria. Sono convinto che insistendo su questo percorso, su questo progetto, quello della valorizzazione dei giovani, verranno fuori e i gol arriveranno. Io, guarda, giusto un piccolo aneddoto, un po' di anni fa, questo il Presidente lo sa, portai a Cosenza Maniero, che era un giocatore di categoria, si dice, no? Un giocatore esperto, sì, eccetera. E il giocatore non fece una delle sue più brillanti stagioni, quindi come la giri non va mai bene, perché arriva il giocatore esperto e viene criticato perché non fa bene, arrivano i giovani e vieni criticato perché non fanno bene. Il calcio non è una roba automatica che schiacci il pulsante e si accende la luce, è un percorso, ci va del tempo, ci va il lavoro. Cosenza sta facendo un lavoro egregio, secondo me, è sempre lì che si discute su questa cosa, ma è da 2 anni, dalla 3ª stagione di fila in Serie B, adesso sta valorizzando dei giovani,
Quindi io sinceramente, non da procuratore, ma da calabrese e da tifoso, mi ritengo soddisfatto di quello che vedo. Presidente, che vogliamo dire a Morelli? Che belle parole di Morelli. Penso che te li danno tutti, perché i riconoscimenti te li stanno dando tutti in provincia di Cosenza, Presidente, quindi voglio dire, è normale che è stato così. Prego, Presidente. Ma io intanto belle parole che ha detto Romano, perché poi in effetti lui, essendo un esperto di calcio, ha un po' centrato l'argomento. L'argomento oggi del calcio, per dire la verità, insomma, abbiamo non pochi problemi, perché ora viviamo un calcio in una fase di pandemia, un calcio senza pubblico, è un calcio, diciamo, un po' surreale rispetto a come eravamo abituati. Relativamente invece, per tornare a quello che poi in effetti sono la squadra, io mi sento soddisfatto perché ho visto una squadra che ha sempre giocato alla pari con tutti, nonostante noi dobbiamo, questo lo dobbiamo dire, è inutile che ci nascondiamo, dobbiamo sfidare quelle aree del nord Italia dove praticamente la maggior parte delle squadre in Serie B sono in quell'area, dove lì hanno potuto, oltre a esserci degli imprenditori diciamo molto facoltosi, chiaramente le strutture ce l'hanno più che da noi, e noi solo per fare una trasferta vi posso assicurare che facciamo sacrifici enormi, perché dobbiamo partire, specialmente in questa fase, con più aerei, più voli, dobbiamo praticamente raggiungere posti, la maggior parte, scuso, voglio dire, giusto qualche squadra che sta al sud Italia, adesso sono tutte al nord Italia. Quindi noi, io seguo la squadra, quindi durante le fasi degli allenamenti, ma anche quando poi le fasi del gioco, è chiaro che tutti noi vorremmo che la squadra, a fronte di una buona difesa, dove abbiamo preso, mi pare che finora forse la squadra che ha preso meno gol, perché ne avremmo preso forse 7-8 gol, abbiamo una buona difesa, abbiamo un portiere che veramente ce li invidiano tutti, un centrocampo altrettanto ben attrezzato, l'attacco a me piace molto, il problema è che gli dobbiamo dare a questi ragazzi diciamo un po' il tempo necessario perché si possono, diciamo, amalgamare. Però Presidente, uno sforzo bisogna farlo, Presidente, magari sotto all'albero ce lo mettete qualche altro soldino per questo attaccante, se lo troviamo, sempre se cade, diciamo, proprio Romano, chi altro, insomma, ti può suggerire, o Trinchera, non lo so, che ne so, insomma, Presidente, in qualche modo questi tifosi lo chiedono a gran voce, per carità, usciranno anche Petre, Borrelli, gli Ozzi, però un'alternativa diamogliela con Chiuzzi, noi ci pigliamo un attaccante ma uno di peso, Presidente, non tipo Maniero, no, perché ha detto Francesco una cosa importante, Maniero è troppo di peso, è venuto proprio pesante, quindi comunque se c'è sotto l'albero a sti tifosi, Presidente, un altro sforzo, insomma, visto che stai facendo grandi incassi anche con tutti questi spettatori allo stadio, quindi sto scherzando. Esatto, con tutti questi incassi che abbiamo vuol dire che si chiuderanno insieme Romano e Trinchera e poi troveranno la soluzione. Lo trovo, io sono sicuro, ma anche perché, guarda Presidente, ti dico una cosa, ma Francesco è di qua, mica è di Torino, adesso parla torinese, ma lui è di qua di Corigliano, mica voglio dire, Romano, tu dai al Crotone, dai da Rubenevento, se c'è qualche tuo assistito, magari che è libero, ce lo mandi. Di poter fare qualcosa. Dacci una mano. Io ce la metterò tutta, poi non è che ci sono solo io in Italia. Comunque i calciatori... Ma tu sei calabrese, capito? Quindi voglio dire, sei calabrese, ti vogliamo bene e una mano non la può dare, insomma, ecco. Detto questo,
Francesco, se vuoi salutare il Presidente, così che devo andare in pubblicità, poi ti faccio buona Immacolata anche a te, se vuoi salutare gli amici di Corigliano, la tua mamma, tutti, prego, ti do la linea. Vai. Io saluto innanzitutto il Presidente, gli faccio tanti auguri, ma poi lo rifarò prima delle feste, saluto te e vi ringrazio per l'invito. E saluto tutti gli ospiti presenti, anche i telespettatori e niente, vi faccio in bocca al lupo per le prossime partite e speriamo di risentirci presto. Un al lupo anche a te, Francesco. Grazie. Ciao. Grazie mille. Allora, Presidente, Presidente, Ciao. allora, in chiusura, che vogliamo dire ai tifosi? Poi c'è la pubblicità, prego, ti lascio il microfono per 30 secondi, puoi dire quello che vuoi, Presidente, prego. Ma i tifosi, come sempre, dico che devono essere fiduciosi perché abbiamo quest'anno una bella squadra, è allenata da un giovane ma bravo allenatore, abbiamo dimostrato in queste 10 partite che nessuno, anche in Coppa Italia con il Parma, abbiamo dimostrato che la squadra c'è, i ragazzi combattono, è una squadra diciamo ben organizzata, una rosa molto ampia, tutti insomma sono pronti per giocare per il Cosenza e quindi dico che ce la faremo perché il Cosenza è grande e come ho sempre detto il cavallo di razza poi si vede alla distanza. E questo il Cosenza ha bisogno, diciamo, un diesel, ha bisogno praticamente di tempo, probabilmente nelle fasi iniziali abbiamo sempre un po', ma poi tutto sommato stiamo facendo abbastanza bene, quindi io faccio gli auguri di una buona Immacolata a tutti i cosentini, a tutti gli sportivi, a tutti i tifosi del Cosenza e a tutti i calabresi. Che bella cosa. Chiaramente grazie per l'invito, grazie a te, Presidente, caro anche a voi. Grazie a te per il tuo contributo, ogni tanto si fa sentire il Presidente, lui non ama i riflettori, quindi parla poco, quindi la cosa più importante è questa, Presidente, grazie e buona Immacolata anche a te. Allora, ci dobbiamo fermare, grazie Presidente, abbiamo la pubblicità, ritorniamo subito dopo per l'ultima parte di Al Lupo al Lupo, a fra poco. Ed eccoci ritornati in diretta, 7 minuti in questo preciso istante, al lupo anche per questa vigilia dell'Immacolata, tra una Cuggiuria e Dennato, insomma, i vecchiarelli si chiamano così a Cosenza, con l'acciuga, quindi molti sono a casa loro due hanno preferito al lupo. Vabbè, Aldo Morelli che saluto insieme a me e Mimmo Musacchi. Mimmo, hai sentito il Presidente? Chissà sotto l'albero un attaccante. Io ho arguito questo da quello che ha detto il Presidente, cioè che di questo attaccante se ne parla proprio, perché a tutti gli effetti il Presidente ha fiducia in questi che sono venuti e pertanto non si è sbilanciato, cioè non ha parlato di dover però a tutti gli effetti per poter fare un tipo di campionato, anche perché con questa squadra, io ancora lo dico un'altra volta, questa è una squadra che potevamo essere anche una rivelazione di questo campionato, perché i giocatori ci sono. Va puntellata soltanto ora nel mercato a gennaio in qualche reparto, però e ha parlato di un'altra cosa e concludo, ha parlato pure dei giovani, ma i giovani io qui spezzo una lancia a favore di Sueva, questo Cosentino, ma Sueva perché Sueva, se si parla di giovane, si parla di valore, ma questo è iniziato Roberto, allora, lo sta inserendo ma siamo già a giocare, non è che siamo in Serie B, non è che giochiamo in eccellenza, Serie B guarda non può però piano piano io penso che lo farà giocare, ma se uno gioca per 7 minuti, 10 minuti non si potrà mai, e siccome al pallone ci abbiamo giocati tutti, io ci ho giocato, tu ci hai giocato, perché siccome scusami, Fabio, me lo fai dire solo questa parola,
che le persone non sanno, Sì. perché tu hai giocato, Sì. e tu sei stato uno delle migliori alla sinistra di Serrapedaccio ai tempi d'oro. Sì. È vero o mi sbaglio? Sì, ero uno Io sono bravo, sempre sì. una memoria storica, è vero. Con Napoli ero pure. No, veramente, veramente mi hanno detto ma ti sto che sei dicendo, stato il migliore, ti sei sto stato dicendo, ti sto allora dicendo, dico, però allora, un giovane... Scusami un attimo, non ti può far giocare, come fa a mettere il titolare su Eva? No, e allora se inutile ancora parliamo questo di ragazzo giovani, non ha- valorizzazione ma gli dei devi dare giovani. il tempo, gioca magari lo bruci, poi gioca su, sai come sei, guarda, gioca su Eva, fa una partita, ma t'hanno trovato a chi? Cioè, non è possibile, si cresce man mano, Roberto sa come muoversi, non è che tu dici, la sera la mattina ti pigli e entri su Eva, sì, è un ragazzo che sta avendo le sue soddisfazioni, si fa trovare pronto e c'è posto anche per lui. Ma certo che Poi qualcuno si mette a dire che Baez non è... Ma scusate, ma Baez è un giocatore di categoria, ma che stiamo certo. parlando? Cioè magari può avere la giornata storica, ma è l'unico che è uno degli unici certo. che ti salta l'uomo e ti crea veramente scompiglio. Allora, Certo. perché il calcio è così? Perché ognuno esprime la cosa. Vabbè, c'è una telefonata che abbiamo lì e poi ti sentiamo Aldo, vai, pronto? Pronto? Prego, buonasera, chi sei? In diretta insieme a noi. Sono il professore De Santis, come stai Fabio? Buonasera professore, bene, grande tifoso del Cosenza, il professore da oltre 26 anni mi segue ogni lunedì, mi fa piacere professore, ci hai ritrovato di nuovo. Prego. Tifoso del Cosenza e tuo estimatore dai tempi in cui giocavi. Lo so, vabbè. Cosa vuoi dire, prego? So che ce n'è un altro che... Sapevi 82 kg in meno, potevo giocare anch'io forse. Mi associo all'amico Musacchio che ha ricordato le tue gesta quando eri in campo. Comunque, vabbè. Velocissimo, poi oltretutto velocissimo. Vabbè, andiamo avanti, ma perché mi parlate di Cosenza, la sapete che gioca voi. Sarò sintetico. Cosa vuoi dire, prego? A questo presidente Guarascio lo equipariamo ai tempi in cui Benito Scola parlava del presidente Pagliuso quando andava a fare la campagna acquisti, o siamo contenti degli acquisti fatti, potrebbe migliorare puntellando come ha detto l'amico Musacchio? Certo, così sicuramente poi andando avanti, se manca qualcosa come l'ha fatto sempre nelle passate stagioni, penso che qualche giocatore arriverà. E poi ci sono i tecnici, noi siamo qui per parlarne, è ovvio che suggeriamo, poi ci sono 1 milione di allenatori in Italia. E noi ce lo auguriamo tutti, ti seguiamo come vedi anche alla vigilia dell'Immacolata. Certo. Siamo qua. Quindi quello che volevo chiedere a te, ma anche agli illustri ospiti che oggi sono da te, che visione hanno di questo Cosenza nel prossimo futuro e come affronterà questo campionato? Allora, grazie per la telefonata. Grazie a te caro Fabio. Un abbraccio. Ciao, e buona Immacolata anche a te. Ciao. Allora, ciao. Aldo, prego, poi rispondi tu Aldo, se no dici che sono venuto a fare qua io stasera, sono qua, non mi fai parlare mai. Rispondo subito al signore che ha posto... Perché tu sei uno come Sueva, cioè siccome è la tua prima in televisione, no? Devi stare, cioè, non è che puoi giocare tutta una volta, e piglio il microfono. Quindi Sueva è l'esordiente, piano piano fa 5 minuti a volta e piano piano, vabbè scherzi a parte, no, prego. Rispondo al signore che appunto ha posto una domanda su cosa vediamo in futuro per il Cosenza. Io quello che posso dire è che il mese di dicembre potrà essere il mese della verità, in quanto da qui alla fine del mese ci saranno 6 partite, quindi ci saranno 18 punti fondamentali che diranno quale sarà l'obiettivo del Cosenza, se sarà la salvezza oppure ci sarà qualcosa di più importante. Certo. Sicuramente ci sono partite importanti da affrontare, sul discorso dei giovani, come anche hai detto tu, c'è bisogno di tempo, bisogna aspettarli e poi alla fine il campo è giudice supremo, poi il calcio è fatto di numeri, si faranno sempre alla fine i conti, quindi sui vari Petre, Iozzi e Borrelli il campo parlerà da sé. Certo, senza dubbio è così come dici tu. Allora, mi collego velocemente con Isca sullo Ionio, dove è in diretta il collega Antonio Battaglia di Calabria 7. Buonasera Antonio, per questo punto sulla Serie C il Catanzaro è ritornato a vincere, se non mi sbaglio, questa Vibonese è andata bene, insomma, che vogliamo dire? Comunque è una lotta lì in cima c'è Ternana e Bari che insomma si stanno dando battaglia. Ciao Fabio. Prego.
Prego, Battaglia. Buonasera Fabio, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Sì, un weekend, come dicevi tu, positivo per le squadre calabresi. Il Catanzaro vince e convince contro la Turris. Non era una partita semplice, non era una squadra semplice da affrontare, anzi la più classica della categoria, quella che ti chiude tutte le linee di passaggio e ti dà parecchie difficoltà durante il match. Il Catanzaro ha avuto certamente il pregio di non mollare fino all'ultimo secondo, letteralmente fino all'ultimo secondo, perché poi ha chiuso e congelato il risultato sulle 3-1 al 94esimo, diciamo a tempo quasi scaduto, grazie al gol finale di Curiale. Certamente una vittoria molto importante. Il Catanzaro, grazie a questi 3 punti, torna in quarta posizione, anche se siamo chiaramente nella fase iniziale del campionato, quindi i meccanismi si oleranno ulteriormente nelle prossime settimane. C'è da sottolineare anche che questo Catanzaro indubbiamente ha delle cose da rivedere. A mio parere una inefficace propensione a riempire l'area di rigore, perché i cross dal fondo questa volta ne sono arrivati tantissimi, non si può dire nemmeno che gli attaccanti siano statici, perché Curiale e De Vaco hanno dimostrato di essere degli attaccanti importanti, hanno anche segnato e contribuito largamente alla vittoria, a sfondare il muro della Turris. Quello che preoccupa appunto è questa propensione che manca a riempire l'area di rigore, e quindi certamente bisognerà migliorare anche questo. Poi l'ultima cosa, Calabria insomma aveva sottolineato nel post partita contro la Cavesi di qualche giornata fa che aveva sbagliato a mettere Garufo e Casoli sulla linea di centrocampo. Ha ripetuto questa scelta nonostante sapesse fosse un errore, e ha rimediato alla stessa maniera, allo stesso modo, al 46esimo, mettendo Garufo in difesa, Casoli nel posto che più gli compete, ed Evans, dal cui cross è nato poi il secondo gol. Certo, quindi ci sono delle cose positive e negative, chiaramente, come in ogni partita. Per quanto riguarda la Vibonesi invece, ottimo punto, non era scontato pareggiare contro la terza in classifica. Il Teramo è una bella squadra, Antonio. Soprattutto Fabio, al Bonolis nessuno era riuscito a fare punti, nessuno era riuscito a segnare, quindi è un punto importante, un 2-2 che dimostra e certifica il carattere di questa squadra, una squadra coriacea, pressing a tutto campo, che non molla davvero mai, e lo ha dimostrato anche nelle sconfitte recenti contro Monopoli e Catania. Adesso il calendario si fa tosto, perché come dicevamo la scorsa settimana, adesso la Vibonese dovrà fare i conti con Bari, Palermo e Catania fino a Natale, quindi servirà l'atteggiamento visto nelle ultime partite. La prossima gara sarà a Bari. L'anno scorso Modica riuscì a portare a casa un pareggio, un 2-2. Chissà che non ce la faccia anche Galfano, che sta veramente lavorando molto bene. Sta facendo bene, Antonio, lo so, sta facendo. Io ho avuto Ciccio Modesto da Pro Vercelli, perché lui ha allenato i 3 gironi, ha allenato sia qui con Rende nel girone C, poi ha allenato il Cesena, e quest'anno con la Pro Vercelli ha detto che in realtà forse questo girone nostro è un po' più pesante, insomma, con queste squadre importanti che ci sono. Antonio, un abbraccio grande, buona Immacolata, e grazie per il tuo contributo ad Al Lupo al Lupo. Grazie a te Fabio, buona Immacolata a te e a tutti i tuoi ospiti, alla prossima. Ciao, grazie, ringraziamo Antonio Battaglia. Ciao, grazie ancora a telefonate, sentiamo chi abbiamo in diretta, 0984 25 525, pronto? Pronto? Sì, Pronto? prego. Ciao Fabio, sono Giuseppe da Catanzaro. Catanzaro, ecco, abbiamo parlato poco fa del Catanzaro, hai sentito? Si sta riprendendo questo Catanzaro. Fabio, allora, volevo prima una cosa salutare i tuoi ospiti, volevo riallacciarmi al discorso che faceva il mister Modesto, sì. Per quanto riguarda il discorso delle 3 categorie A, B e C. Io penso che quello C, dove lui ha già allenato il Rende, penso che sia... Io penso una B2, diciamo, perché naturalmente dove incontri Catania, Catanzaro, Ternana, Bari, Monopoli, Avellino, Palermo, stiamo parlando di praticamente una B2. Secondo me il calcio al sud secondo me esprime un qualcosa di più di quello del nord, perché naturalmente tu pensi oggi siamo senza spettatori. Se no in tutte le partite del sud ci sarebbero 10, 12, 8, 10.000 spettatori, mentre la Pro Vercelli ha 100, 200, 300, 400 spettatori. Il discorso è questo, è diverso tra la Lega DC e la Lega di A e di B. Comunque, al di fuori di questo volevo pure dire un qualcosa sul Cosenza. Io l'ho vista la partita,
non ha demeritato. Secondo me il Cosenza, da quando c'è l'allenatore, come si chiama? Occhiuzzi, secondo me si è trasformato perché secondo me ha dato delle idee di giovane, nuove, e naturalmente sta facendo bene. Tu pensa, io potevo essere poi di parte a dire speravo che, invece no, perché sono molto sportivo, quindi naturalmente faccio una dinamica, una disamina della partita in modo diverso. Che vinca la Calabria, abbiamo fatto i complimenti anche alla squadra di Mimmo Toscano, che è ritornata a vincere, questa volta ha giocato pure bene, con il Brescia, che è una no, la cosa strana è che l'ha finita in 11 la partita, perché di solito non gioca mai in 11, gioca sempre in 10, però è stato espulso lui. Comunque ho detto io a Mimmo, è meglio che spellano te, che magari sei in panchina e non un giocatore. Comunque auguri a tutte le squadre calabresi. Grazie da Catanzaro, Giuseppe. Ti stavo dicendo giusto perché naturalmente parlavate di attaccanti. Secondo me Caretta e l'altro attaccante sono di categoria, e tra l'altro penso che da qui a poco, se si sbloccano, possono fare la differenza. Io penso che il Cosenza si salvi non come l'anno scorso arrivando all'ultimo, ma delle possibilità di lottare, anzi dalla media all'alta classifica. E poi aggiungevo due cose, visto che hai parlato del Catanzaro col giornalista. Il Catanzaro in questo momento pecca, secondo me, io da tifoso sempre, è l'allenatore che sbaglia, perché noi potevamo avere più punti di quanto ne abbiamo. Tu pensa, fa giocare Casoli e Garufo, che te l'ha detto, sulla stessa fascia, e tutte e due si picchiano uno contro l'altro. In questo momento loro due, secondo me, Casoli non può giocare, perché naturalmente non è in forma, e il Catanzaro non può fare a meno di uno a centrocampo come Corapi. Corapi secondo me è un faro per il Catanzaro, dove praticamente Corapi ed Evacuo, perché stiamo parlando di due giocatori non di Lega, ma di categoria superiore, perché naturalmente in questo momento noi abbiamo tanti attaccanti, facciamo tante azioni ma non portiamo a termine, non segniamo. È la stessa cosa del Cosenza. Va bene? Dico la stessa cosa che succede a noi. Una buona immacolata ai tuoi ospiti e un in bocca al lupo al Cosenza. Una buona serata. Grazie a Giuseppe da Catanzaro, perché ci sono sportivi, tifosi questo stavo notando, che con piacere anche da Catanzaro ci seguono attentamente sul Vabbè, poi è bello aprire i microfoni, perché poi è una trasmissione che bacino d'utenza di radiodazione di Teleuropa in tutta la Calabria, quindi sicuramente molti seguono da Crotone, da Catanzaro, da Reggio, insomma da Vibo, da tutta la Calabria. È bello che uno chiama, esprime il proprio pensiero, anche se c'è questa rivalità calcistica, ma è anche giusto che sia così. Allora, Aldo, siamo nelle battute finali, prego, cosa vuoi dire? Sì, Fabio, se mi concedi io voglio innanzitutto ringraziarti per l'invito che mi hai fatto, e spero di ritornare quanto prima. Poi, se mi permetti, voglio ringraziare la famiglia Ruggero, che mi concede ci consente di essere presenti in tutte le edicole di Cosenza e provincia. Ma voi uscite noi usciamo ogni partita casalinga del Cosenza, quindi più o meno ogni 15 giorni. Benissimo, poi ringrazio naturalmente gli sponsor che ci danno. Questi qua non li puoi ringraziare. Ci stanno. Vabbè, tienitele per te, chi no, assolutamente, in generale, assolutamente, allora, e tutta la redazione. Va bene, allora hai fatto bene a dire tutto questo. Allora, prego Mimmo. Guarda Fabio, io ancora questa valorizzazione dei giovani, io vado sempre su questo punto dolente, che come siamo e come non siamo. Per esempio Borrelli è un classe 2000, veniva dalla Primavera, però il Pescara l'anno scorso l'ha fatto giocare 20 partite, ha segnato una rete. E quindi tu 20 partite e una rete, perciò hanno un giovane, la valorizzazione deve giocare. Se un giovane non trova lo scampo o che riscampoli di 10 minuti, un quarto d'ora che non tocca neanche la palla, deve avere pure la possibilità di poter iniziare una gara e come
Ciuzzi saprà perché lui ha i giocatori tutta la settimana, però se dobbiamo puntare anche su un giovane, io su questo di Cosenza su Eva, anche perché l'ho visto giocare e ho visto che è un ragazzo che può migliorare, però deve giocare. Lo so, ma tutti vogliono giocare, tutti vogliono partecipare però devi dare anche il tempo all'allenatore di valutarti. Comunque la squadra, guarda, la squadra a tutti gli effetti, secondo me abbiamo una buona squadra e se dovessimo, ripeto ancora una volta, soltanto dover a gennaio puntellare con 2-3 giocatori in quei ruoli dove tuttora siamo latenti, oppure non abbiamo coperture, e forse una metà classifica tranquilla la potremmo anche fare. Poi se avessimo quel famoso centravanti che ho detto, poi si sognano altre cose. Lo so, non è facile, allora quindi diventa tutto difficile. Però, ripeto, il discorso che hai detto all'inizio, non è facile inserire, dice Borrelli viene qua, deve giocare, però come fai? Se anche gli Ozzi non sta trovando spazi. Ma noi valorizziamo un giocatore di un'altra squadra, perché noi, Borrelli che viene qua, noi lo valorizziamo al Pescara, e a tutti gli effetti, se questo qua esplode, fa una cosa come una bella, come sono venuti gli altri giocatori, perché Cosenza è un palcoscenico di un certo rilievo, e noi li abbiamo valorizzati per gli altri, cioè non abbiamo... Tu dici il settore giovanile, tu prendi un ragazzo... non abbiamo, se noi abbiamo uno di Cosenza e l'abbiamo a 0 lire, l'abbiamo un giocatore nostro, allora perché non puntare anche sul nostro giocatore? Soltanto questo voglio dire, anche se giustamente tu hai detto, sì, siamo nella Serie B, siamo in un campionato, e allora un giovane che fa? Non gioca mai? Allora, prima di chiudere volevo ricordare, perché ritorna a giocare il calcio a 5, che è la Pirossigeno, so che seguite anche voi con il Corriere della Calabria, e quindi la Pirossigeno ritorna, perché tante partite sono sospese, salutiamo, facciamo gli auguri anche alla Pirossigeno, anche al presidente Eugenio e a tutto lo staff, perché ritornano contro l'Orsavigiano, quindi questa è una partita di recupero. Si farà il 9, quindi il 9 dicembre, che è mercoledì se non mi sbaglio, a Viggiano, quindi Orsavigiano, Pirossigeno, Città di Cosenza, questa squadra che milita nel campionato di A2 di calcio a 5, quindi un in bocca al lupo anche a loro. Bene ragazzi, quasi siamo giunti al termine, ci sono persone che vogliono intervenire, però diciamo non abbiamo più tempo, perché il tempo è sempre più tiranno che mai, tiranno, insomma poi siamo arrivati alla fine, ecco, tiranno. C'è sta telefonata, la facciamo? No, va bene, allora possiamo chiudere, perché viaggiamo in perfetto orario, sono le 22:28. Ringrazio Mimmo Musacchio che è stato insieme a me questa sera ed Aldo Morelli. Grazie a te Fabio. Una buona Immacolata a tutti voi, e che Dio ce la mandi buona, perché naturalmente, come ha detto anche Modesto, abbiamo tutto a casa, quindi siamo tranquilli per questo Natale. Ritorneremo, abbiamo sentito sta parola, più forti di prima, ce l'auguriamo. Una felice sera da parte mia a tutti voi, buona Immacolata a chi ci segue in tutta la Calabria, un in bocca al lupo a tutte le squadre calabresi e naturalmente a tutte le persone che soffrono in questo momento e non stanno bene, quindi una pronta guarigione a tutti voi. La linea la possiamo girare al TG10 con le ultime notizie, e quindi io vi abbraccio e vi saluto dalla sede di Cosenza, la linea alla regia centrale di Teleeuropa Network, non so se c'è Francesco o Giuseppe, uno dei due, a voi la linea, ciao!